Carissimi alunni e alunni, carissimi docenti, carissime famiglie, stiamo avendo tutti un'esperienza abbastanza surreale, direi, un'esperienza unica che ci permette anche nella negatività della situazione di scoprire valori che quotidianamente spesso perdiamo di vista. Tutti insieme possiamo preparare uno striscione, qualcosa da appendere sul nostro balcone e lanciare il messaggio in questo momento così particolare e difficile. Restiamo a casa, andrà tutto bene. Anche noi del Cannizzaro siamo a casa, docenti e studenti, ma la scuola non si ferma. Continuiamo con la piattaforma G Suite a distanza, ma tutto questo finirà presto e ci rincontreremo se rispettiamo le regole. Andrà tutto bene. Sono orgogliosa di come gli alunni, le famiglie e tutto il personale scolastico dell'Istituto Comprensivo di Guardo Quasimodo di Catania stia riuscendo a reagire a questa avversità con professionalità, amore e vicinanza. Tutti uniti, insieme, rispettando le poche regole che ci hanno dato, sicuramente riusciremo a superare anche questo momento. E, come dice il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, cerchiamo di stare un po' più distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Domani riusciremo sicuramente ad abbracciarci più forte. Per ora vi abbraccio tutti virtualmente. Tutto andrà bene.